ta 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 ta. Bivacchino, o meglio rifugio forestale. Ta ta ta. E come si sente fuori piove. Piove, piove, piove. Eccoci qua. Buongiorno. Luce spenta. 92esimo giorno. Oggi 1° settembre. Ah, dai, che siamo vicini. Siamo vicini. Ho controllato ieri sera 86 km linea d'aria mancano. Ah, va, 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 va. Dio buono, dai che riesco ad arrivare in 100 giorni, dai, dai, dai. Però oggi piove, però visto che la settimana mettono sempre bello, quindi devo avere pazienza oggi, non andare a stonfarsi per niente, perché oggi mettono un nuvolo tutto il giorno e pioggia anche stasera. Quindi meglio che sto attento, perché già mi è bastata l'altro giorno che sono partito, sono partito al pomeriggio, non mi lavavo e mi sono lavato fuori maniera partendo prima. E vabbè, poi continua a piovere, la mettevano fino alle 10, sono le 10 meno un quarto, e così, sono sveglio dalle 7, che ha ben piovuto, che l'ho sentita stanotte, alle 7 ci speravo che avesse smesso, non c'era più rumore, e invece qua ha continuato. E così, 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 oggi dovrei scendere a Dronero, cioè voglio scendere a Dronero, se trovo un negozio di scarpe mi prendo un paio di scarpe, con una buona suola in gomma bella grossa. E poi pianura, ho questi 20 km di pianura e poi arrivo all'altro San Dalmazio o qualcosa del genere che rientro nelle montagne verso Limone. Con una campeggi per mezzo alla strada, cioè ce ne sono ma 40 km e la vedo un po' dura perché mi ero anche detto di partire presto, infatti alle 7 ero già attivo, però vista sta pioggia andiamo tranquilli. E quindi si valuto il da farsi, vediamo, vediamo. Nel frattempo sto scrivendo. Sto facendo il caffè. Zac. Ho le candele per non c'è una tavola. E sto scrivendo le mie memorie. Zac, 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 zac. E così. Sta anche finendo la benzina di Urbano. Sto finendo tutto. Però dai. A parte i sali minerali che ne ho per un altro mese. Sì, magnesio e potassio. E così, così, dai. C'è quella fontanina lì. Zoomiamo per essere più chiari. Zac. Che esce un rigagnolo d'acqua e sono riuscito a riempirmi tutto. Così, 92esimo giorno, 1° settembre. Ho fatto i calcoli prima con il mese, somma mese di Strava e sono venuti fuori 2043 km in questi 3 mesi e 71.200 metri di dislivello. Ah, faccia del cazzo. E adesso sì, ne mancheranno 100 km e 2000 spero di dislivello. Ho da fare uno scollino a 1800-2000 e poi è tutta discesa. Speriamo. Lì è proprio tutta discesa, speriamo, speriamo. Così, la pioggia sta aumentando e adesso vediamo il da farsi. Se riesco a partire nel pomeriggio, mi sa che poi una certa guardo con Booking se trovo qualcosa, perché essendo in pianura non è che ci sono tanti punti di appoggio, non ci sono i posti tappa, è finita la pacchia. Però, visto che anche ieri scuso un euro, il budget lo sto un po' ricompensando, perché ho fatto il calcolo qualche giorno fa e sono a 65 euro al giorno, in questi 40 giorni. Per il quaderno, cioè tutti gli altri conti nell'altro quaderno, quindi li farò a casa. Però dai, dovrei riuscire anche, anche a farmi una notte in hotel forse, in Francia. Sì, sono campeggi ma sono lontani tra di loro, quindi devo vedere se riesco ad arrivarci. Però dai, nei prossimi giorni mettono bello e quindi posso anche bivaccare in giro, fare il barbone. Dio buono, devo portarla a casa. Dai, dai, dai. Ieri dicevo 8 giorni. Sì, 7, 8. Sì, sì, dai, dai. Perché 80 km sarebbero 4 giorni, 20 km al giorno tranquilli. Però metti che un giorno ne faccio solo 10
adesso nel giorno ne faccio 30. Vediamo, vediamo. Spettacolo, che magari la Francia riesco a passare in giornata, non è tanto lunga, perché da Dronero avevo calcolato che sono 80 km, avevo fatto abbastanza in linea d'aria, 80 km fino a 20 miglia, quindi bomba, sono praticamente sopra Dronero. Bello, bello, questo qua sono a 1200, questa casetta forestale, ricostruita nel 2001 dopo l'incendio boschivo del 1990. Oddio, sembra che mi stanno interrogando. No, qua il caffè sta bollendo, spegniamo. Ho finito la bombola grande dopo 2 mesi e adesso c'ho quella piccolina per sopravvivere. Spegniamo questa torcia. C'ho quella piccolina, giusto per i caffettini, perché ho ancora due zuppe. In caso me le farò, cioè, se cibo ce n'è, quello non è un problema, con pieno di roba. Infatti adesso mi faccio anche la seconda colazione, fa in chiudo, perché appena mi sono svegliato mi ho giocato qualcosa e poi mi sono messo a scrivere, cioè non avevo cazzo di farmi subito il caffè, poi mi scappava la cacca, ho provato a farla sotto un abete bianco, un po' imboscato, non sono andato qua dietro, non sono mica in civile, e l'ho anche coperta bene, dopo. Perché negli alberi prima erano solo fazzoletti, però sotto l'albero perché pioveva, oh, se no l'avrei fatta all'aperto. E qua continua a piovere, facciamo un giro fuori. Zazan. Bivacchino, rifugio forestale Essellina. Zazan. Piove. È un po' aperto perché prima c'era il nebbione e si vede anche l'inizio del bosco di là. Bello bello. Torniamo dentro che il telefono già c'ha abbastanza acqua. Via. E niente. Adesso aspetto che finisca e poi vado in giù. Sono a 1400 e devo uscire fino a 600 a Brunero. Buono, buono, buono. E poi vediamo cosa mi servirà il cammino. Yuhu! Dai che manca poco! Uhuhu! Va così, 11 e mezza e piove ancora. Aspettiamo. Tanto bagnarsi non ha senso. Dovrebbe piovere solo oggi. Speriamo che sia per il pomeriggio. Se no starò qua, che cazzo devo fare? Si sta comunque tranquilli, non fa freddo. Cibo ne ho. E allora, nessun problema. Comunque mi devo correggere che è il 93esimo giorno oggi, non 92. Convinto sbagliato. 93, primo settembre. Spettacolo. Un po' di relax, un po' di svaco. Ah. Che poi sì, visto tanto asfalto, non è che mi fai neanche male un giorno di riposo. Almeno per i piedi, poverini. Più di gambe, del resto sto bene. Un po' la schiena, sempre stiletti strambi. Questo è un po' letto strano. Con delle fascite, dei cinghie, sì, sono cinghie da cantiere. O un idrante, boh. Eh, letti strani. Così, così. Un po' di noia. Infatti, se avessi un libro, adesso mi piacerebbe leggerlo, ma non ce l'ho. Mi sa che leggerò tutti i cartelloni che ci sono qua dentro. Perché di scrivere sono arrivata oggi, quindi non è che abbia tanto da scrivere di oggi. Vabbè, aspettiamo. Infatti mi sa che tra poco mi faccio una zuppetta di quelle pronte, vediamo cosa viene fuori. E mangio. Spettacolo, 93esimo giorno, si vola in bivacco con la pioggia. Fuori piove ancora. Ragionamento delle 2 di pomeriggio, sempre 93esimo giorno. E siamo qua. Sono appena pranzatino con una zuppetta pronta. Sono già i taralli con i formaggini e poi i dolcetti. Spettacolo. Adesso mi butto un po' a digerire. Aspetto qua perché mettono temporale anche alle 5, 5, 6, 7 temporale, quindi mi sa che è inutile muoversi qua.
che la finestra di bel tempo dovrebbe essere tra un'ora, ma è sempre rimandata a sta ora. Qua continua a essere tutto nebbioso, nuvolo, Silent Hill, e piove. Infatti continua a piovere, pioggia leggero. Ho visto che domani mettono bello, io me la sciallo qua, così domani mi sveglio presto e vado come un missile. Yuhu! E niente, stiamo qua. Almeno pensavo prima il bivacco è grande, perché se era il bivacco come quello dell'altro giorno con solo i 9 posti letto, diventavo pazzo. Già sto delirando qui dentro. Non sono i cartelloni, ho gli animali da guardare, il calendario col gattino. Me la faccio passare, dai. Sono diventato matto. E quindi così, almeno c'ho il bivacchino dove posso più camminare, farmi i miei giretti di faticamento. E mi sa che oggi, dopo 92 giorni, il primo giorno che proprio sto fermo, non faccio niente. Allora, mica male. Almeno ho chiuso il mese di agosto con tutti i giorni fatti. Se salto il primo settembre, vabbè, fate sega. Tanto qua siamo alla fine. E domani voglio darci, Dio buono. Bello carico e riposato da oggi, esco a fare un bel po' di strada, vediamo come va. Vabbè, vado a buttarmi in branda. Bella! Eccoci qua. Aggiornamento delle 3:30, sempre 93esimo giorno, non mi sto muovendo da qua. Sì, un po' in qua, un po' in là, un po' fuori, quando non piove. Adesso ha ricominciato a piovere, appena visto il radar, viene giù bene adesso. Ho appena visto il radar e metteva la perturbazione in finimento, ma ce n'era un'altra in finimento. La perturbazione che stava finendo e un'altra dietro che sta arrivando. E per lo più mettono temporale dalle 5, sempre quello c'è. E quindi stiamo qua. Ho quasi finito il cibo, no scherzo, ne ho ancora. Ma domani tocca andare a comprarlo. Stasera me la godo. Mi faccio l'altra zuppetta. Ho già pensato cosa mangiare stasera. Che in caso ho anche il tonno. Ma mi sa che stasera mi faccio una bella mangiata. Così faccio una bella giornata di riposo e domani poi, mamma mia, si vedranno le fiamme uscire dalle suole da quanto andrò veloce. Che qua cazzo bisogna... Madonna, manca poco, sono 80 km, cazzo. 80 km. Ah, va bene, dai, un paio di giorni lo faremo. Importante è stare nei 100, quello è l'obiettivo principale, non più di 100. Meno, perfetto. È così. Qua ripeto sempre le stesse cose. Vabbè. Madonna, questo miciotto. Lui è il boss. Volevo girarlo a mettere a settembre, ma a settembre c'è il pastore tedesco. Sì, bello, ma vuoi mettere con lui? Madonna, che più bello che è. Se no, metto già a ottobre, vediamo. Tac. Madonna, ci sono un sacco di miciotti. C'è un Teo stravichino. Madonna, che belli. No, dai, lasciamo questo. Tac. E poi così. Tra poco mi metterò a scrivere sui muri, a lasciare poesie, robe, che già sto cantando come un pazzo. Ho cantato Bella Ciao, ho cantato Azzurro il pomeriggio, è sempre azzurro, lungo, azzurro si chiama. E vabbè, dai, è inutile continuare a delirare. Ci sentiamo al prossimo aggiornamento, ma mi sa che stanotte, stasera rimarrò qua, perché non ha senso partire. Eh no, mettono pioggia stasera, quindi è già ufficiale che mi fermerò qua, fanculo. Vabbè, giornata di riposo. Oggi, 1° settembre, relax. Dopo 92 giorni, relax. Avrò fatto 200 passi e basta. Spettacolo. Vediamo dopo come cava. Mandi!